L'invito è a superare il volto spesso opaco mostrato dal PD e il suo ex presidente Gianni Cupero avverte che la minoranza non è affatto in assetto di guerra, non intende fare lo sgambetto al governo, ma certo si aspetta dal premier e segretario Matteo Renzi maggiore ascolto e attenzione. Abbiamo avanzato delle proposte in tutti questi mesi per migliorare le riforme del governo, sul versante dell'economia, del lavoro, sul versante delle riforme istituzionali. Non sempre, anzi devo dire molto raramente, le proposte che erano fatte con uno spirito davvero collaborativo e migliorativo sono state accolte. E le proposte che abbiamo avanzato ancora ieri, da un contrasto alle forme estreme di povertà, a un incentivo alle imprese che investono in innovazione e ricerca, un reddito di cittadinanza, alle riforme che si possano ancora migliorare tra Camera e Senato, ecco, se lui guarderà queste proposte con lo spirito giusto ne trarrà beneficio il PD e io penso anche il Paese. Messaggio rilanciato da Cagliari in occasione del convegno sulle prospettive dell'Europa con politiche che possano essere non più di rigore ma di lavoro e giustizia sociale, promosso nei locali della Fondazione Berlinguer di Via Emilia davanti ad un'ampia platea convocata dalla neocostituita sinistra Dem isolana. In precedenza Cupero si era intrattenuto con i giornalisti per spiegare anche gli ultimi episodi che hanno reso più acuto il distacco dal segretario Renzi, come la mancata partecipazione alla riunione dei gruppi parlamentari. E poi per Cupero, che con la moglie di San Vito, matrimonio Villapuzzo e figlia cagliaritana ha più di un motivo per essere legato alla Sardegna, una riflessione su un anno di governo del PD alla regione con la giunta Piglia. Mi pare che la giunta stia muovendosi lungo una traccia di lavoro seria e il sostegno naturalmente è convinto e consapevole.